i colpi contestati in tutto il Veneto fra Venezia, Rovigo, Padova e Treviso. I carabinieri hanno arrestato 3 albanesi specializzati in furti nelle abitazioni, anche 3-4 razzie messe a segno nella stessa notte. Violenta lite a Mestre per questioni di droga, ad avere la peggio un uomo sfregiato al volto che ha riportato profonde ferite. Una ragazza avrebbe subito molestie a bordo del treno lungo la linea Treviso-Venezia. Il responsabile, un 18enne albanese, è stato rintracciato e denunciato dalla Polfer di Mestre. Maltempo, nelle prossime ore la pioggia continuerà a battere sul Veneto con un peggioramento nella notte e nella giornata di domani, soprattutto tra il Padovano, Veneziano e Rodigino, monitorati i corsi dei fiumi. In Veneto i consumi non crescono e la CNA lancia l'allarme. Le famiglie continuano a perdere il potere d'acquisto, mettendo in crisi le aziende che lavorano col mercato interno. Per i lavoratori delle aziende chimiche gas, acqua e vetro continua ultima assemblea Petrolchimico prima delle manifestazioni di sabato. Occupazione, sicurezza, pensioni, tasse, questioni su cui i sindacati chiedono un tavolo col governo. 9.000 richieste in 3 mesi, è stato un picco imprevedibile di richieste di carte d'identità. Mandare in tilt l'ufficio anagrafe del Comune di Venezia che replica: stiamo lavorando per smaltire. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli, la cronaca in primo piano, hanno messo a segno colpi in tutto il Veneto, ladri professionisti che facevano irruzione nelle abitazioni, anche 3 o 4 furti nella stessa serata. La banda è finita in manette. Studiavano i piani nei minimi dettagli, professionisti dei furti, 31, i colpi contestati, una ventina fra Rovigo, Venezia e Ferrara, una decina tra Padova e Treviso. Il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Rovigo e dell'aliquota operativa della compagnia di Adria è scattato nelle ore scorse. In manette sono finiti 3 albanesi, 43, 41 e 34 anni, residenti a Milano, Modena e Pavia. In queste città i loro covi. Da qui partivano e in una notte transitavano almeno in 2 province, mettendo a segno almeno 3 o 4 colpi. Alla banda sono state contestate anche 2 rapine improprie. Durante i furti si sono trovati di fronte i proprietari ed hanno reagito per guadagnarsi la fuga. Prese di mira case e appartamenti, svaligiate con perizia, rubavano di tutto, dai monili in oro, oggetti di valore, denaro. Utilizzavano un'attrezzatura professionale fatta di targhe false, auto sportive e veloci, ricetrasmittenti, flessibili di ogni misura ed un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso. Non si facevano mancare nulla, ma sulle loro tracce da tempo c'erano i militari dell'Arma. Le indagini coordinate dalla Procura di Rovigo sono scattate lo scorso novembre. Gli accertamenti sono tutt'altro che terminati. La lista di assalti potrebbe essere ben più lunga. La banda ha colpito infatti in tutta Italia, nel Veneto ma anche in Lombardia e in Emilia-Romagna. Uno dei 3 della banda, il 43enne, è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nella casa circondareale di Brescia, dove si trova già detenuto per altre analoghe accuse. Gli altri 2 arresti invece sono scattati nelle rispettive abitazioni, dove gli indagati sono stati rintracciati all'interno di un garage nell'Interland milanese che veniva utilizzato dalla banda come magazzino, oltre che come deposito per le auto utilizzate nei raid. I militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 19.000 euro in contanti, diversi orologi di valore e svariati oggetti in oro, oltre a tutta l'attrezzatura utilizzata per gli assalti. Violenta lite domenica mattina in via Sernaglia a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno trovato un italiano già noto alle forze dell'ordine con ferite al volto inferte probabilmente con delle forbici. Uno dei tagli era particolarmente preoccupante, profondo e lungo 15 cm. In via Piave i militari hanno rintracciato il presunto aggressore, un uomo senza fissa dimora originario della Repubblica Ceca, tossicodipendente, anche lui conosciuto dalle forze dell'ordine. Sembra i 2 avessero discusso per il consumo di speedball, un mix di eroina e cocaina. Il ceco è stato arrestato con l'accusa di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, poi rilasciato con l'obbligo di firma. La vittima invece è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Un'altra ragazza avrebbe subito delle molestie a bordo di un treno. Il responsabile è stato rintracciato e denunciato dalla Polfer di Mestre.
Dopo gli episodi avvenuti nelle scorse settimane in altre città, un'altra ragazza è stata aggredita a bordo di un treno sulla linea Treviso-Venezia e tra molti passeggeri aumenta la paura e la richiesta di maggior sicurezza. Gli agenti, anche grazie alla fotografia che la ragazza ha fornito dal contatto social, in breve hanno rintracciato il giovane che nel frattempo si era cambiato la maglietta per non farsi riconoscere, ma il suo escamotage è servito a poco. Albanese, 18enne, in Italia da un anno ma ancora irregolare sul territorio, è stato denunciato per violenza sessuale. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda, ma quanto accaduto desta preoccupazione tra chi prende il treno regolarmente. Stavo parlando ieri con mio ragazzo, io ho detto, io sinceramente trovarmi in un posto così da sola, io ho paura. Sono una ragazza abbastanza tosta e tutto, ma sì, purtroppo sì. Secondo te cosa bisognerebbe fare? Non so, aumentare i controlli, la sicurezza? Sì, assolutamente. Per noi ragazzi giovani, secondo me sì. Se ci fosse più ordine nei treni, che ci tutelassero, sì. Mettere più gente che segue, più polizia, e non ci sono perché ne hanno pochi anche di quelli. E di conseguenza non saprei dirti proprio, cioè che i ragazzi imparino forse da piccoli ad avere rispetto per noi. E parliamo di maltempo. Nelle prossime ore la pioggia continuerà a battere sul Veneto con un peggioramento nella notte e nella giornata di domani, soprattutto sulle pianure centro-orientali tra Padovano, Veneziano e Rodigino. Su queste zone previsti picchi locali anche prossimi ai 90-100 mm in 24 ore con possibili locali criticità o allagamenti. In particolare la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità idrogeologica con allerta gialla nelle zone del Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione, Alpone, Basso Piave Sile, Livenza Tagliamento e allerta arancione nelle zone Po e Basso Adige e Basso Brenta Bacchiglione. Mattinata di incidenti sulle strade della provincia, il primo a Vigonova e il secondo sulla Romea, i vigili del fuoco sul posto. Incidente questa mattina poco prima delle 10:30 in viale Serenissima a Vigonovo. I vigili del fuoco giunti da Mira sono intervenuti per un'auto rovesciata nel fossato di Scolo. Ferito il conducente che è stato assistito dai sanitari del SUEM e trasportato sulla strada per essere trasferito all'ospedale con l'ambulanza. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi. Un altro incidente è avvenuto poco dopo, verso le 13, lungo la statale Romea in località Sant'Anna di Chioggia, per un'auto rovesciatasi fuori strada. Una persona è rimasta lievemente ferita. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e portato in pronto soccorso per ulteriori controlli. Crollano i consumi delle famiglie in Veneto. A lanciare l'allarme la CNA, che rileva come le famiglie continuino a perdere potere d'acquisto, mettendo in crisi le aziende che lavorano con il mercato interno. I consumi non crescono. La previsione dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, che appena 3 mesi fa stimava un aumento vicino al 2% nel 2023, si è più che dimezzata, 0,7%. Si tratta di un fenomeno legato soprattutto all'aumento dei costi energetici e di alcune materie prime e ad un'inflazione arrivata a percentuali che non si vedevano dagli anni 70. Ed è un fenomeno estremamente preoccupante per quel fitto tessuto di piccole e microimprese venete che operano per gran parte nel mercato interno. Auspichiamo quindi che la politica del governo, in linea con le nostre richieste, possa incrementare il potere d'acquisto delle famiglie, agendo ad esempio sul cuneo fiscale, agendo come è stato fatto sul decreto lavoro, trovando altri interventi che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie. Ribaltate in positivo invece le previsioni sul PIL regionale, dato appena lo 0,6% a gennaio e oggi praticamente raddoppiato, 1,1%, anche se non è tutto oro quello che luccica. Prosegue il calo delle imprese, sia per quanto riguarda il complessivo totale delle imprese, sia per quanto riguarda il sottogruppo delle imprese artigiane. Invece sul versante dell'occupazione ci sono dati a luci e ombre. Abbiamo i dati definitivi del 2022 che ci dicono sostanzialmente una buona crescita rispetto all'anno precedente
e questa crescita ci ha consentito di sostanzialmente arrivare al periodo pre-pandemico. Se i consumi interni languono, chi lavora con l'estero va a gonfie vele. Il risultato del PIL regionale è infatti anche frutto delle filiere di piccole imprese legate all'export, imprese che però non vanno lasciate sole. Serve un accompagnamento importante perché comunque la competizione nei confronti dei nostri principali competitor, che sono le regioni europee, che crescono con dinamiche molto più ampie delle nostre, è necessario accompagnarla soprattutto nei temi del digitale e della transizione energetica ed ambientale. Troppe tasse ed un lavoro sempre più precario. In assemblea al capannone del petrolchimico di Marghera i sindacati lanciano la mobilitazione e chiedono riforme strutturali del sistema pensionistico. Capannone del petrolchimico di Marghera. Per i lavoratori di aziende chimiche farmaceutiche, energia, petrolio, gas, acqua e vetro è l'ultima assemblea prima della manifestazione unitaria di sabato a Milano. Occupazione, sicurezza sul lavoro, pensioni, tasse sono tutte questioni per cui i sindacati chiedono un tavolo col governo. Dopo un primo momento nel quale sono stati convocati i tavoli i primi giorni di gennaio, non c'è stato più nessun incontro. Noi riteniamo che di fronte ad una situazione così pesante che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del nostro Paese sia necessario che il sindacato non sia solo informato di quanto accade, ma sia partecipe nella costruzione delle soluzioni. Intanto il lavoro è sempre più precario, sostengono CGIL e Cislewill, e non per un bizzarro scherzo del destino, ma per una precisa scelta politica. Il governo ha scelto nel decreto 1° maggio di estendere l'uso dei contratti a termine e di rimettere i voucher in maniera quasi indiscriminata. Questo incide pesantemente in un territorio come quello veneziano, fatto di turismo, di stagionalità, cioè noi torniamo a un mercato del lavoro fortemente precario che non dà speranze e futuro ai giovani e bassi salari. Tra le richieste al governo, riforme strutturali del fisco e del sistema pensionistico e investimenti sulla scuola e sulla sanità pubblica. Il Paese rischia di andare incontro ad un futuro pieno di incognite. Il grande aumento sul costo della vita che stiamo vedendo si sta riverberando su una riduzione della spesa delle persone e questo sta portando a un rallentamento di alcune aziende dal punto di vista produttivo. Quindi rischiamo di andare a cadere, in quel giro vizioso nel quale minore spesa, minore salario, minore spesa e quindi minore lavoro. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio. È stato un picco imprevedibile di richieste di carte d'identità a prolungare di mesi il rinnovo del documento in comune a Venezia. A oggi il Comune di Venezia prevede circa 2 mesi di attesa per le carte d'identità perché c'è quel picco di cui facevo menzione, ma non più di 2 settimane fa il numero si attestava sui 40 giorni. 40 giorni è un dato assolutamente non solo nella media ma anche positivo rispetto a città di pari dimensione di Venezia e dei comuni limitrofi. Direttamente dagli uffici dell'anagrafe di via Palazzo Amestre, l'assessore Laura Besio risponde alle polemiche sull'allungarsi dell'attesa per il rinnovo della carta d'identità. E la risposta sta innanzitutto in un imprevedibile picco di richieste. Il Comune di Venezia rinnova mediamente tra le 26 e le 28.000 carte d'identità all'anno. Prudenzialmente il sistema è stato tarato per 32.000 rinnovi, ma nel primo trimestre 2023 sono già arrivate 9.000 richieste. Parametrate sull'anno, sarebbe come se avesse chiesto il rinnovo della carta d'identità a un residente su 7. Il cittadino, se una volta la poteva richiedere solamente nei pressi della scadenza del suo documento, oggi la può richiedere in qualunque momento. Questo cosa vuol dire? Da un lato è un bene perché incoraggia l'utilizzo di questo strumento come documento di identità digitale, però dall'altro fa fatica a stare dietro anche a delle logiche previsionali prudenziali che noi già abbiamo. A questo si aggiunge il fatto che il Covid ha prorogato le scadenze e quindi questo ha provocato chiaramente una pressione sugli uffici che ancora si portano dietro. A tutto questo naturalmente si è aggiunto anche l'annuncio da parte del governo di una possibile dismissione dello SPID e questo naturalmente ha provocato non solo il disorientamento del cittadino ma anche la rincorsa appunto alla carta d'identità elettronica. Le urgenze, conclude Besio, sono comunque evase nell'arco di 24-48 ore e dal 2017 gli uffici anagrafici sono oggetto di riforme organizzative e informatiche.
Abbiamo introdotto anche la possibilità di evadere tantissimi servizi attraverso la stampa da casa di certificati, perché abbiamo circa un'ottantina di servizi che attraverso il canale DIM del Comune di Venezia possono essere erogati. Siamo alla politica, elezioni a San Donà di Piave e conosciamo la candidata sindaco della coalizione di centro-sinistra, Francesca Zottis, attuale consigliere regionale. Siamo una squadra coesa, fatta di sandonatesi e per i sandonatesi, fatta da professionalità e anche da sensibilità diverse, uniti dall'amore per San Donà, indipendenti da qualsiasi diktat di Roma. Siamo sandonatesi con occhi attenti alla periferia, alle periferie, alle frazioni, ai quartieri, al centro. È Francesca Zottis, 43 anni, la candidata sindaco a San Donà di Piave della coalizione di centrosinistra che riunisce 5 liste e che domenica e lunedì sfiderà Alberto Tesu e Carlo Fantinello. Siamo sandonatesi in grado di avere gambe salde per il futuro e gambe salde per il presente. Siamo una città e sandonatesi che hanno al centro la bellezza, la sicurezza e le opportunità di vita. La città amica delle persone, amica della famiglia, la città dello sport. Da sempre impegnata nell'associazionismo, Zottis è stata assessore ai lavori pubblici nella prima giunta Cereser, poi eletta consigliere regionale e dal 2020 anche vicepresidente del Consiglio. Per lei quanto fatto finora va proseguito. Una città in fermento, un centro vitale, una città magnete in grado, grazie a questa amministrazione, di avere delle piste ciclabili di livello internazionale che le attraversano, come la Monaco Venezia, come la Romea Strata e in futuro la Trilive, Trieste, Lignano, Venezia. Una città che è stata in grado di attrarre milioni di investimenti e 14 milioni di PNRR, grazie alla collaborazione e al coinvestimento di privati e anche di associazioni. Sono opportunità indispensabili per la crescita e lo sviluppo. Sono opportunità che non possiamo perdere. È stato dato simbolicamente il via questo pomeriggio ai lavori di realizzazione del nuovo parco di via Oriago a Chirignago, il progetto che interessa un'area verde di circa 1,5 ettari di superficie, finanziato con fondi per un totale di 400.000 euro. Il progetto prevede una molteplicità di interventi, tra cui la realizzazione di 2 percorsi, uno ciclopedonale e uno solo pedonale, che permetteranno di raggiungere i 2 nuclei abitati senza passare per la trafficata via Oriago. E si avvicina la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine, manca davvero poco alla 3 giorni di feste. Domenica, nel giorno della grande sfilata delle penne nere, come sempre Antenna 3 vi racconterà in diretta l'emozione della giornata. Clou dell'evento, una maratona non stop dalle 7:30 del mattino fino alla sera per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina. Come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi al 351 1755 340. Appuntamento dunque domenica mattina dalle 7:30. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Bentrovati al meteo. Un'intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia, determinando condizioni di maltempo che si protrarranno per qualche giorno. Il dettaglio di giovedì 11 maggio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche di moderata intensità. Nel corso del pomeriggio poi probabile diradamento ed esaurimento dei fenomeni sui settori più meridionali della pianura. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 11 e 15 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà anche in questo caso coperto con piogge persistenti localmente intense, neve abbondante in quota tra i 1600 e i 1700 metri all'incirca. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domineranno ancora le nubi con rovesci un po' ovunque, come vediamo. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 13-14 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.